Altri suoni che in italiano non esistono sono quello del di schiavo, schiavo, sciuma, scianca, branghette, vediamo. Anche nella soprannome. Scianca, Scioppo. scioppo, giusto? In italiano non esiste questo suono, solo in genovese. Per i primi passi vostri si suggerisce di scriverlo con il trattino, perché il trattino vi dice già che è no? Dovevi fermare perché il trattino vi dice ferma, ciao, ciuma, cianca, cioppu. Per quelli un po' più bravi poi, questo qui va via, e dovremo accorgersene solamente perché c'è la presenza di due C, senza trattino. Comunque, Teo a scriverlo con trattino che tanto non vi dà nessuno. Quindi, esteticamente, ricordate, ma lo sapete, lo sapevate, no? Io sto sfondando delle porte aperte, perché voi lo sapete che in genovese che questo, chiamiamolo fonema, questa voce, questo suono. Poi l'altro suono, che in italiano non esiste, è la N nasale sospesa, di lunga, fortuna, menga, eccetera. Lung, gir, ban, Ora, siccome siamo in mondovisione, quelli che ne so, di Cinisello Balsamo, di Girbana, che parola, noi a Pravo sappiamo, voi magari non pensate, fate conto che non abbiamo Anche se scritto. la sarà o se... Fortuna, poi Fenga, menga, mattina, sì. Allora, chi è che nessuno di voi mi fa un'obiezione qui? Perché ci sono già il fonema più la nasale, no? Eccoci, c'è un fonema. Vabbè, a parte il fatto che io facciamo lo scritto a Brentio, ma è legato, è legato. Però, secondo voi ha valore 1,5 qua? No, perché decido sul lavoro, no, diciamo. Menga è 1, venga è 1. E allora ci sono le eccezioni, è la solita eccezione. Conoscenza della eccezione che conferma la regola. Ma però non si dice, manzenese o si dice. Quindi stavo parlando usenese quando dico ma però. Te la sei cavata così. Diventa, assume valore 1 nel momento in cui al fonema seguono le due N col trattino. Perché, e tra l'altro, anche a volerla pronunciare la AE, no? Non si chiama fe. Provate un po'. Fen, non si può. Fen, menga. Altre parole? No, stavo pensando a un'altra parola. In questo caso il trattino si mette sempre, come volete. Qua sì, perché altrimenti non c'è la sospensione. Se io non ci metto il trattino è lunna. Il trattino mi dà, mi dice È obbligatorio. lun, stop, mentre invece poi l'altro C ti dico fermo. No, quando poi è 2C è chiaro che è questo suono, si tratta di questo suono. Chi invece no, altrimenti è lunna. Se mi scrivo banana, qui è banana, se mica metto un trattino, non è più banana, è banana,
giusto? Ma allergista a banana, no? A meno che è una donna che dice anche usciva, perché chissà perché. Quindi il trattino in sospensione ci vuole sempre. Se qualcuno avesse dei problemi per esprimersi vocalmente in questa maniera, Rita, tu Luna la pronunci bene? Luna, dillo un po'. Luna, nessuno ha problemi? No, l'ho detto l'altra volta. C'era una ragazza, io dico ragazza anche se arriva a metà perché io sono un ragazzo, Siamo tutti ragazzi. che non riusciva a pronunciare la N sospesa e nasale. Lun, ah. Perché? Ma perché lei non era genovese, era di estrazione mantovana e addiva sempre Girbanna, Lunna, Fortuna. Allora, se qualcuno, ma non è il vostro caso, ma lo dico per quelli di Cinisello Balsamo, se qualcuno avesse questi problemi, può risolverli usando una tecnica, diciamo, palatale, orale anche meglio, tenendo la lingua, quando è il momento di dire attaccata alla corona dei denti inferiore. Girban, se io la tengo lì, anche se voglio dire girbanna, non lo dirò mai. Io adesso voglio dire girbanna, cioè banana voglio dire, no? Banan, me vedi a banana, è impossibile. Se invece la lascio a briglia sciolta e la lingua va su e viene fuori girbanna. Però non è il caso vostro perché siamo tutti zenesi dopo di conseguenza. No, ti chiedo una cosa, Dimmi. che sembra strana, ma io Girbana pensavo che fosse un cognome. Ma non è un Cosa peccato. significa? Girbana è un soprannome. Cosa significa però? Allora, significa Girba. che innanzitutto Girbana in quanto moglie di Girba, perché la radice è maschile. riuscì. E famiglie. Girban, Pavlova. Girban. Allora, io ve lo riscrivo e ve lo riscrivo come andrebbe scritto veramente, in modo corretto. Girban. Perché Girban? Perché Girban è una località. È un fazzoletto. Si trova andando su per via Villini in alto, poi Secchina se va su verso, diciamo, San Carlo, cioè tanto direzione, e c'è una zona che dice in Girban. Girban. Il signore che ha aperto la latteria, che lui è la latteria, une veniva, si chiamava Brunzone e une veniva di Girban. Quindi Gandhi di Girban è un po' come se un Luigino l'andesse non so dove e che dice Sappello. È venuto un Sappello e lì un Girban. La moglie naturalmente Girbana e un Stefano figlio Girbanini o Girbanetto. Girbanetto anche perché vogliamoci. Vogliamoci qua sulle mie. Non pensavo fosse un cognome, invece è una località. È una località. Ok, no. Anche, lo dico per quelli che l'hanno magari già sentito e quelli che non l'hanno sentito, imparano. Idem, stesso caso, Palaeu. Palaeu, i famosi trasportatori, i Palaeu. Palaeu non è altro che una zona anch'essa ubicata o venera domenica bisogna che faccia sti cursi, ubicata in alto via Villini sempre e che dicono in Palaeu, niente di stratosferico, No, pensavo che è una avesse provenienza. un significato dal punto di vista proprio fosse una cosa. No, niente, oggetto. no, c'entra niente. Me nonno veniva da Dunda. Da Dunda è quella zona lì a fine del rettilineo dall'autostrada. Sì. Stava lì. Da Dunda. Provenienza. Ok.
O andiamo avanti con, abbiamo detto, ma non è altro per farlo. Gli altri fonemi. Altri suoni, non ce ne sono. O. Ah, Però beh, c'è appunto O, c'è O, però lì Sì. l'avevamo visto quando abbiamo trattato la lettera O, se si pronuncia O, se si pronuncia U. Comunque lo rivediamo, O, Perché dice O, Con la gamba. che può essere un participio passato dei verbi della prima coniugazione, mangiare, mangiato, mangiò, Mangiò. parlare, parlato, parlò, oppure un sostantivo, pescatore, pescò, mercato, mercò, eccetera, eccetera. E in questo caso diciamo che il tutto ha valore 1,5 perché è in due che si pronunciano separatamente e sono sì un ditongo, sono questi, non è un fonema, è un ditongo perché io pronuncio la O e la U, però la O se diciamo è 1,5 il tutto, la O avrà 1 e la U avrà 5 perché è mercou, la U la pronuncio appena, è una leccata, mentre invece la O è sostanziosa e lo sta a dimostrare anche il fatto che c'è un accento grave. Mercou, mercou, sembra quasi che dica mercou, mercou e poi U, È appena. mercou. Ecco, questo qua è un'altra voce che caratterizza il genovese. In italiano non credo che esista. Oh. Se uno parla italiano e mentre parla italiano lo chiama Luigino, oh Luigino, lui dice oh, È un richiamo. è fuori luogo, no? Però scritto È fuori luogo. Quando questo registrare, oh, Oh, via. Va bene, Ok, ora vediamo gli accenti. fanno un altro. Allora, gli accenti, abbiamo detto accento grave, accento acuto, ci sono, ma cerchiamo di non usarli perché normalmente tutte le parole hanno un accento che è l'accento tonico, no? Quindi dove cade l'accento, che ne so, merlo, non dico merlot, dico merlo è l'accento tonico sulla D, corrida, l'accento tonico è sulla I, corrida, non corrida, però che è anche, che ne so, errata corrige, a parte il fatto che è latino, però e qui è sdrucciola, quindi è corrige, non corrige. Poi ci sono le bisdrucciole, andandomene, ci sono gli accenti che sono posizionati in posizione diversa e determinano quindi la parola tronca, piana, sdrucciola e bisdrucciola. Trisdrucciola non so se esiste. E lasciamoli perdere, no? Questi accenti gravi e acuto, ma vediamo quelli classici della lingua genovese, che sono il circonflesso e i due punti. Entrambi hanno la stessa funzione di allungare la vocale. Quindi quando io trovo una vocale A così o così avrà sempre valore 1,5. Allora, mi direte voi, ma se hanno la stessa funzione, perché le due accenti puoi usare un solo? Complichiamo le cose. In effetti, questo ha la stessa funzione, però in casi diversi da quest'altro. Normalmente il circonflesso si usa per una parola tronca, in che in funduga manca a desinenza, come per esempio nei verbi della prima coniugazione. Parlare, parla. Allora, è lunga questa. Parla, non è parla, è parla. Ha valore 1,5. Direte voi, perché alla più lunga? A parte il fatto che l'abbiamo sempre pronunciata così, non diciamo parla, ma diciamo parla.
perché essendo che è sparito la desinenza re in riferimento alla parola italiana, la A a un certo momento non riesce a stare da sola e a cerca di agguantare un re con un re e allora s'allunga, no? Parla, idem, su, sole, su, segnu, signore, segnu, tutte in finale di parola. Anche in questo caso la O in finale di parola a se lese U, come abbiamo visto all'inizio, no? Prima cosa del corso che abbiamo detto era che trenu, pronuncerò sempre treno perché tutte le O in finale di parola che non hanno accenti, perché se dico Bajeico, però l'accento in questo caso non è né circonflesso né ieresi, è grave. Con l'accento grave è O, con l'accento senza accento è U, con l'accento circonflesso è U. Lungo non è U, è U. Segno, pitu, modalatu, amu e via discorrendo. Mediegati. E qua O con i due punti, ecco, i due punti si usano più che altro al centro della parola. Anche qui non sempre, ci sono delle eccezioni, però sono pochissime. Per esempio, Dusse. no, dusse è questo. Dito. Dito. Ma dicevo per la O, cosa, ecco, la parola cosa, nonostante in italiano sia identica, però la pronuncia in genovese è diversa. In italiano è cosa, in senese è cosa, è lunga, come se ci fosse stata una caduta di consonante, che è lunga, però alla lunga, siccome alla lunga, analisi fonetica, lo ricordate? Sì. L'avete sentita parlare di analisi fonetica? Sì. L'altra volta, sì. La pronunciazione mi fa. Sempre bisogna farla, soprattutto per vedere se si tratta di una lettera, che poi è sempre vocali, lunghe oppure corte, cioè valore 1, valore 5. I participi passati della quarta coniugazione in genovese sono 4, perché alla lettera, alla corrispondenza della seconda coniugazione italiana, che è ere, in genovese c'è ei, piagei, per esempio, oppure e, di vede. Questi due, che in italiano, se andiamo a vedere, esiste questo caso anche in italiano, non è tutti in ere, perché se io dico piacere in italiano, ma c'è anche dedurre, non è ere, finisce in e. Anche porre. Però in italiano hanno detto, non finta di niente, è tutto ere, seconda coniugazione. In genovese invece come siamo Precisi. quelli vagoni. Il genovese è uno che se dice una cosa, magari dopo ne fa un'altra. Questo lo diceva Goethe. E quindi, gli altri hanno detto, ma chi non fa? Tanto non costa niente, parole. Gli altri distinguiamo anche le coniugazioni. Quindi, prima coniugazione in A, che corrisponde alla are, seconda coniugazione in ei, che corrisponde a piagei, e a piacere in italiano, e vede, che corrisponde, se andiamo a vedere, all'italiano dedurre, condurre, per esempio, no? E poi naturalmente la quarta è la I, che corrisponde alla ire, di partì, muì, scruvi, stranuà della prima coniugazione, stranuà. Ecco, tutto questo Per la dieresi parlavamo. e dice che dove sono partito? Che Scusa? mettiamo, anziché ci sono frasso i due puntini. I due puntini, per esempio, sì, nei participi passati della quarta coniugazione. Per esempio, partiu,
È lungo, partiu. Condio, condito, Un dio. Condito. un dio. Dio no, non segno. Però se dico Dio, dito, certo, Dio. Allora, se ci fate caso, c'è una caduta interna di consonante. Qui è dito, qui è condito, qui è partito, eccetera. Può essere anche su altre vocali, mica dito su uno shai. Per esempio, se mi dico, come accenno prima, cosa, mi metto con due punti, perché è la lunga. Cosa. E vi dire, ma come si pronuncia O? Ho detto cosa, non cosa. Che la segno su, che è la cosa. Ebbene sì, quando hai due punti, la O resta. Quando hai un circonflesso, la O diventa U. Lunga. A volte è in fine di parola anche il circonflesso. Come nell'esempio di un po', in italiano è un po', apostrofata perché è una parola tronca, sarebbe un po', no? Un po', valore 1. In israele è dammi un po'. Allora, come faccio a scrivere e a rappresentare questo suono? Un po' in finale di parola, o e nu, u, po', un po'. Il circonflesso si può usare anche, per esempio, mezzo, in israelese come è? Meso. Meso. Mesu. Mesu. Perché? Perché la E non trova più la prima Z, s'allunga per aguantare l'altra e diventa lunga. C'è una caduta di consonante dalla Z. Bicicletta, bicicletta, cleta. In questo caso la E non trova più la prima T, s'allunga per aguantare la T e diventa lunga. Perché un po' non hai messo il circonflesso? Come? In fondo, un po'. Non hai messo il Se mica, allora, deve mettere un circonflesso. L'esimere un po'. Chi cosa che ha scritto? Segno Segno. Chi? su. E chi cosa che ha scritto? Mi dispiace di svegliarti, il pu. No. Non va sempre in fine, ma... Certo, se che mette un circonflesso la U. Compri? E siccome la dieresi si usa anche qualche volta, ma rarissime volte, in finale di parola, che mi dite, ma come fai a sapere tutte queste parole qui? Allora, analisi fonetica. Se mi dico in po', allora, prima del dico o, il circonflesso non ci va. Non se dico o, non ci va. Alla lunga o corta, in po' alla lunga. E allora devo mettere l'accento. O circonflesso o dieresi. Dunque hanno ben lunga, la resta corta. E allora, gioco a forza, dovrò mettere la dieresi. Allo stesso modo, troverò parole che dentro la loro espressione grafica avranno una O con l'accento circonflesso. Non va resa prima dietro la parola, non questa qui no perché vedremo dopo, come dolce, dolce. Se mica metto un circonflesso, a dieresi, leggetela un po'. Dose. Questa parola, dose, la trovate dappertutto. Pochissimi scrivono duse. Cosa ha fatto caso? Scrivono quasi tutti do. Mi primo l'ho scritto, ma anni fa, quando poi mi sono reso conto
che u casaccia, come si dice a Zena, o le abellino, per dire che uno che era così. A un certo punto, scorrendo il vocabolario, dopo mi leso anche il vocabolario, come quelli che lesano L'elenco l'elenco telefonico. telefonico. Perché tu leggi unisce giuste, no? E dico, veniamo a casaccia, porca miseria, sai a nervore di stampa, che fa di eresi. Alle 30 parole. Dico, prima se ne mette di eresi, viene dose. E voleva ragione casaccia. Quindi, tutte le volte che dentro la parola, anche dentro la parola, ci sarà una O con il circonflesso, sarà sempre U. Quindi, in poche parole, lettera O. O senza niente. Può essere O oppure U. E abbiamo visto i casi, no? Fine parola è U, a seconda se l'italiano la dico U, però in italiano tutti quelli, tutta quella casistica che abbiamo già visto. Quindi la O può avere due opzioni. Se io scrivo O con l'accento grave, sarà sempre O. O. Allora, questa è la grafica, questa è la pronuncia. Sempre O. Se go in AO con un circonflesso, sarà sempre U, 1 e 5. Se go in AO con A diesis, sarà sempre O, 1 e 5. Che non è doppia N dopo, eccetera, no, qui è Vangelo. O, poi devo vedermela io se devo pronunciare la O, O, sempre O, U, sempre U, O, sempre O, però in questo caso lunga. Poi cosa abbiamo fatto l'altra volta? Abbiamo fatto una cosa che mi era piaciuta tantissimi numeri. Come? Allora iniziato I numeri? No, era una curiosità per dirvi che questo qua è una amenità, ma mica tanto. Cioè. Aspetta. Sì. È uno specchietto questo che sulla grammatica non c'è, quindi scrivetevelo. In comune hanno che allungano di chilo e mezzo. Come? In comune la diesis e circonflesso. Che allungano, però una è lunga come O e l'altra è lunga come Però O. una si legge una, l'altra si legge. Poi c'è anche chi abusa specialmente dalla diesisi, perché c'è chi scrive per esempio poco, puoi scrivere così, poco, in italiano anche poco, non è poco, quindi poco con la doppia C, no? Poco, roku, tanti scrivono così per evidenziare che è un po' più lunga, però non mi sembra il caso. Comunque lo andiamo all'inferno per questo. Sarei qualche mese nel purgatorio. Segni grafici, vabbè, i segni grafici li abbiamo già visti. Una è la cediglia, che in italiano non esiste, no? La coda, infatti si chiama anche C caudata, dalla C quando si pronuncia S. E quando è che si pronuncia S? Cioè no, quando è che scrivo la C caudata? Perché invece della S o della C? Quando Quando in italiano è con la C. Quando in italiano Suona è C. Esatto. E in genovese però quella C lì la pronuncio S. Tipo cena, cena. Cena in italiano, in genovese è cena. Scrivo cena? No. Siccome in italiano è C, scriverò C anche in genovese, però siccome la pronuncio S, scriverò C. Siolo, eccetera. Vi ricordo che questa regola vale solamente nei casi in cui dopo la C segua una vocale dolce. Le vocali dolci sono solamente due, E e I.
C'è una A, una O e una U, non che va. E con cosa che va? Niente. Non niente, c'è una S. Se io dico Francia, Francia, Francia. Francia, in senese non è perché dico Francia però, non è Francia, non è Francia. Allora, prima di tutto, perché qui la non è una vocale dolce, quindi la regola già non c'è. E poi Francia, anche chi era francese, scriviamo francese, Ce l'hai? francese, in senese, metto a S come chi? No. No, e metto a siciliana, francese, Ce l'hai? S. S o Z? S. 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 Francese. Z, francese. Francese. Z. Perché non ho messo la Z? C'è la G, no? Ce l'hai? No, perché è una S sonora e non è una Z. Esatto, ce l'hai. In italiano, Non so se francese, sì, non dico francese, francese, paradiso, in italiano. Paradiso. Sì, ora qua. Quindi c'è la S Senese. sorda e la S sonora. La sorda è quella di senza in senese, senza S, senza. Sonora è quella di senese, francese. Senese, abbiamo visto. Come lo scrivo senese? Così, visto che senese, S sonora, sorda e quindi S, lo scrivo così? Comincia con... Così? Visto che scrivo S, scrivo S anche chi? Chi cosa ha scritto? Senese. Senese. Vuol dire Siena. Senese. Cioè, quello del Siena. Mentre invece siamo tu, senese. Senese. Genovese. E questa Z che non da short esce perché c'è una regola che dice che La G. quando in genovese pronuncio Z, se la parola corrispettiva italiana, in quella parola corrispettiva questa Z è una G, scriverò Z. Allora, gli esempi sono una gran quantità. Genova, Zena. Ginocchio. Giovane, Zuene. Ginocchio, Zedugiu. Giugiola, Zizula. Gengiva, Zenzia. E via discorrendo. Quindi questa regola qua voi non l'avete sentita. Sì, no, ce l'hai detta. No, No, a loro. A chi non c'era. Non so se Stai attento però. A chi non No, c'era. perché io non l'avevo vista. Comunque, se vi sembra che abbia detto qualcosa che io ho dato per scontato che voi lo sappiate e volete che ci ritorniamo, cioè me lo dite, perché poi io lo so già, Carenza. dicono sì, ma Luigi non ha un capione. Grazie mille. Io lo so che poi come venga suonata alla porta e mi dice Nino non ci posso dire, noi vuol dire l'altra sera ma non vergogna. Quindi se ci ritorniamo, tenete presente che questi sono i fondamentali. Molti di voi hanno detto, no, che tante quelle regole. Siamo già a buon punto per le regole. Non crediate che se c'è ancora chissà quante, che fino che ne so, a gennaio, marzo, febbraio, ma mi parla sempre, aggiunga sempre. No, siamo già a buon punto. Questi sono i cardini, le basi, come in un calciatore, i fondamentali, no? Come si calcia la palla, eccetera. E siamo già, devo dire, a buon punto. Allora, cos'è che saleva? Domande? Niente? No, per ora quello che La curiosità di cui ci parlava e di cui mi ha chiesto di ripetere i contenuti
Bella ragazza. La Ci gloria metti in suggestione. è che in genovese, non so se ci avete mai fatto caso, lo sapete, ce l'abbiamo qua dentro, però non ci abbiamo mai fatto caso. È un po' come quella di scoggiu, che la E si legge, va a valore 1, ma lo sapevate anche voi, non dite mica scoggiu, no, dicevate, e dite ancora, scoggiu. Cogge, raccogliere. Questo avviene, non l'ho detto allora della E, probabilmente. Scoggiu facciamo. Hai parlato della U francese, quella Boggiu, italiana. E U. boggiu, troggiu. Questo avviene che passa da 1,5 a valore 1 quando dopo seguono due consonanti. In questo caso qui è in tutte G, ma potrebbe essere anche coscia, coscia, coscia. Non sono due G, è una S e una C. Quindi se seguono due consonanti dopo la E passa, viene declassata da valore 1,5 a valore 1. Anche se non è una doppia, basta che siano due consonanti. Sì, abbiamo visto invece nella E, questo discorso vale solo se dopo ci sono due N che danno origine poi alla sospensione. Menga, fenga, eccetera. Sì. Quindi in questo caso la E, questo non l'abbiamo detto, forse mi sono dimenticato. Ascoltato. Diciamo che l'altra volta riguardo la E hai detto quella che c'era, quella toscana e quella francese, come La U. Sì, la U. Non la- Esatto, ma lì Toscana. è la scelta. Qui Questa è E. Sì. Qui è In genovese la U può essere toscana o italiana, cioè quella che usiamo noi, oppure quella genovese o francese, o meglio, francese o genovese, che è la U. Allora, una delle regole cardini, la regola cardine, per distinguere, per sapere se devo scrivere U o se devo scrivere U, è che se io dico U, scriverò sempre U e non O, ma devo U o O, perché la U o O. Tipo, se dico fugassa, sarà sempre U, anche se in italiano c'è la O, perché in italiano è focaccia. Ti dici, ma in italiano è focaccia, allora metto, sarà una O che si legge U, e scrivo fogassa e leso fugassa. No, se io pronuncio la U alla francese, sarà scritta sempre U e pronuncerò U. come zucchero, Succo, succo, zucchero e succo. Gli articoli determinativi. segni grafici. Il, lo, la. In senese, se mi dico in italiano il torrente, niente, l'esempio perché è uno di quei classici esempi in cui la parola italiana in genovese cambia genere, in questo caso qui avviene agea, quindi è inutile che io faccia la traduzione di il che poi diventa la, Il fiume. il fiume, usciume, come scriverò usciume? O, O, sciume, uo, U. Perché? Perché io... Perché ho detto ume. Me. Quindi, usciume. e segno. Lo Lo, Stivale. lo stivale.
in isenese, facciamo, Lo scolaro. vabbè, facciamo lo stivale. In isenese lo stivale. Allora, lo stivale. E in questo caso, che differenza c'è tra il fiume e lo stivale? Che il fiume è una parola normale, diciamo, lo stivale invece comincia con una S in temporaneo. Allora, lo stivale Ganiva. In isenese questa differenza tra il e lo non esiste. Stiva. Stiva, quindi scriverò così perché è partita la le e quindi di conseguenza questo stiva. La polenta. A pulenta. A pulenta. I A polenta, hai detto? la polenta. A pulenta. Perché hai detto O? No? Eh? Hai detto polenta. No, fa apposta, vuoi vedere se stai attento. Gloria, ma Se stai attento. che ha detto? Non c'entra niente. Vabbè, non c'entra. Lo so che non c'entra. Lei deve È stare così. attenta e basta. Gloria, l'ho conosciuto prima io di te. Quindi stai- Sono migliorato però. Allora, abbiamo detto i Biscotti. biscotti. Schetti. I biscotti. Le Biscotti come lo scrivo? biscotti. Cosa scrivo? Sk. Dettatemi voi, dopo la H cosa scrivo? Lettera per lettera, una alla volta. E poi U e poi V. Zitti. E pronuncio Biscotti. biscotti. Alla E è un fonema. Gli zaini. Gli zaini. Gli zaini. Torna In isenese? I. I zaini. I Vedi cosa ci fa? zaini. Quindi abbiamo visto che chi non c'è nessuna differenza e ide chi. Le scarpe, le scarpe, chi non ci piove, sempre e naturalmente l'articolo lo e la davanti a vocale si può quindi lo asino, l'ase. A proposito, ecco, ase, abbiamo parlato tanto dell'ase prima, come lo scrivo ase? Lo scrivo L apostrofo S Col ditone. E. Così? Ase. No, Va bene? No, la E è Sì, come si 12. fa? La E è 12, quindi ci va. La E. Ah no, c'è niente, no, è la C. Niente. No, l'ase. Che ci devi? No, scusa, non ci va Vediamo, dai. il ditone sopra, la D. Tom, la diaresi sopra cosa? Alla E. Alla E. No, la A. Ah, allunghi la A. L'ase. L'ase. Chi è che trova la D? Chi? Giusto? Ah, giusto. A, Z. A lungo. Perché non ci metto la Z? Ase. Perché in Ase. italiano è Perché è una S sonora. Sì, è una... Anche in italiano è asino, non scrivo mica asino. Ase. Scrivo AZ, come in italiano è asino. l'ase. Ide, L-A, la, oca. Ecco, L, oca. Ecco, questo Questa. Vabbè, questo è caso no, tutto liscio. Comunque l'ase, anche la ultima, la E un pochino è allungato, sbaglio. non ho capito. Come pronuncia? Forse io non sono capace a pronunciare. L'ase, anche l'ultima... L'ase, No, è No, troncato. non è l'ase. Secca.
L'ase. L'ise è un'altra cosa. No, perché io come non genovese, l'ase L'ase. l'ase mi sembrava più lunga. Poi se non fosimo in diretta con Mondovisione, ve ne contiamo in macellare? Quando ci sia. Non si può. Non si può. Non si può. Tra l'altro me l'ha raccontata tua zia Tugne. Oh, Quella che si vedesse girato che sbrano. Vabbè, poi ve la racconto a microfoni spenti. Ah, microfono. Poi ci sarebbero gli articoli indeterminativi che sono oggetto di più di una considerazione e che in effetti possono dar luogo a interpretazioni diverse e controverse. Allora, indeterminativi. Italiano. Uno, Uno, una, una, uni. dei, delle, dei, No, basta. Basta così. In italiano articoli, Come? al plurale, al No. plurale, A plurale? A plurale è uno. Cioè un è una uno. indeterminativo. dei, Dei. I pronomi sono parti uno e una. Dei è una preposizione articolata. Degli sarebbe. Ma non è un articolo. Dei è degli, che ha una preposizione articolata. Giusto? In senese. Uno. Un. peggio, Una. Una. Qua, col trattino. Due N. Poi Una. ah, due, sì, sì. Allora, aspettate, non è una, Sì. Però è Una. 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 Dici va trattino? No, No. qui ci sono diverse Orientamenti. eccezioni nelle eccezioni. Eccezioni delle eccezioni delle eccezioni. Una bella figgetta. Una. Ah, Allora, sì, sì. se per... No, ma ho scritto un, qui ho scritto una, Una. ma non si legge né un e né una. Perché se mi dico, ho visto un cane, ho visto Inca. inca, no, un cane, non dico ho visto un cane, ho visto inca, Si scrive un Quindi, e si legge. e si legge in. Oh no. Idem, ho visto una pecora, ho visto inna, inna, pegua, inna, pecora come lo scrivo, genovese come l'è? Pegua. pegua, È un- No, giusto, No, hai ragione pegua lui, non hai è. ragione lui. Pegua. Pegua, come lo scrivo? Stretto, pegua. con la doppia A e. È dieresi. Così? No. No, aspetta. Non vedo. Così? No. No, A e. Sì. Con la E? No, con la lettera unita. È qui, ah è. No, perché sarebbe Leggilo un po'. Una pecora, una pegua. Cosa c'è scritto? Pegua. Pegua. Non bravo. Pegua. Scrivevo pegua. Ma non è neanche scritto giusto come pegua. No, perché scusa, cioè, prima avevo Allora, scritto- se io dico pegua, È stretto. non è pegua, Era stretta. non è è pe. Pegua. Quindi scriverò P. pe lungo, lungo. pegua, pegua, pegua. Scrivo o scrivo U, in italiano com'è? Pecora. Allora, scriverò O e leggerò U. Quindi pegua, Pegua. giusto? Sì.
Allora prima della faccenda del... Questo non è neanche ombrello, perché che sarebbe in genovese la versione di paracqua. Erba in genovese la si scrive Acqua. U-O Acqua. perché è acqua in italiano. Acqua è Gua. Quindi pegua. Questo è la grafia giusta di ombrello. Questo qui non le minte. Esatto. Questa è pecora, questo qui è ombrello. Inna, in can, inna, pegua. Qui, In questo caso la lingua va su. Inna. ma Inna. sei l'inghita Ma mia. come no? Inna. Prova a fare di inna. La lingua va Vabbè, attaccata. inna, pegua. Bravo, bravo. Pa! Inna, però è l'esatto contrario di quando dovevi dire la N Dopo sospesa. la cattedra. È l'esatto contrario di quando dovevi dire di Girban l'una fortuna, no? Inna, ma ti viene anche naturale, no? Inna pegua. Però se andiamo a vedere è difficile di inna, Poi diciamo più che altro Na. na, che sarebbe la contrazione di va via questo E da inna avanti allora mettiamo la e mettiamo l'apostrofo, perché una parte è stata Elisa, quindi diventerà na pegua, na banana, na eccetera eccetera. Si elide. Per quello che riguarda invece no, vi dico anche una cosa, perché che diciamo in invece di un? Allora, prima di tutto se andiamo a vedere non si sa bene il perché. È una divagazione fonetica. Se andiamo a vedere, in effetti non è che diciamo in, pronunciamo una U molto stretta. Un nasale, no? Un che diventa I e poi naturalmente siccome dobbiamo parlare chiaro diventa I, però non si scrive. Mi direte voi, ma l'U quando è la che tutte le volte che trovi una U? No, solo negli articoli indeterminativi, solo ed esclusivamente qua. In, can, in, pegua, in, eccetera, eccetera. Inna. Allora, vedivo che arriviamo adesso a un punto controverso. Per esempio, nase. Lase abbiamo visto. Nase invece, come scrivo? Secondo voi, nase. Ase. Non va bene. Allora, io la scrivo così. Molti mi dicono, mia che non esiste un, esiste un. Quindi ti scrivi un nase e ti dici nase, no? È una versione fonetica, nase. Invece come in italiano, no? In italiano cosa dite? Un albero, un ase. Sì, c'è una contrazione con l'opposto. E sembra che in italiano sia apostrofato un asino, ma non è apostrofato, perché in italiano esiste la un e la uno, quindi si apostrofa la uno. No, perché quando c'è il caso di apostrofarla si usa la un. In senese non esiste solo un. E allora, come ti fai apostrofare nase? Io l'apostrofo perché è una,
grafia fonetica, perché non posso, se dico nase, mi viene per istinto di scrivere N apostrofo, non posso scrivere un ase e pronunciare nase. In ase. In ase, cioè in genovese sarebbe in ase, e quindi di conseguenza non lo vedo. Namigu, nervu, eccetera, scritto così. Poi vi dico anche come faccio a controbattere quelli che mi fanno questa obiezione. Non esiste, esiste solo un e quindi non si può apostrofare perché c'è già un e basta, no? Io dico che porto così a conforto di questa mia teoria l'articolo determinativo lo e la. Lo e la. Lo e la. In italiano. Se mi dico lo zaino, zaino. Se io dico la scimmia, a scimmia. Se io dico l'urso, l'urso. Se io dico l'anima, che in senese, cioè per i genovesi doc non è l'anima, è l'anima. L'anima. Come si scrive l'anima? Ma questo è uno dei pochi casi dove non c'è la doppia N, ma addirittura c'è il trattino è tra le due N. Anima. Comunque. Ecco, scrivo l'anima. Allora, a quelli che mi dicono che esiste solo un e non uno, e quindi non posso apostrofarlo, mentre invece mi N l'apostrofo, dico, e come ti fai? Perché ti apostrofi l'urso? Perché L o apostrofo, levo a O, ma in senese dov'è l'articolo lo? Non esiste? Esiste l'articolo lo? No, esiste l'articolo L apostrofo e basta. Ma sì, ma allora mi apostrofo anche N, non esiste uno. Non esiste uno. Come non esiste lo e tutti l'apostrofi, mi apostrofo un che non esiste uno. Per dire. Questa è una mia personale interpretazione e come tanti scrivono così. Per esempio, in namigu, o scrivono così. Namigu, nervu, o scrivono così. Dove scrivendolo così va via la U, quindi questo apostrofo è legittimo, no? Però non è legittimo questo perché non c'è una U, no. Giusto? Sì, l'ha capito, però non sono più per l'altra teoria, che non ci vada il secondo apostrofo. Perché sì. Allora io ti dico che io ce lo metto per aiutarti, se io scrivo sull'altro qualche dubbio. Ecco, un amico così non mi viene bene. Nervo, così. Ma non è un amico. Un amico, no, perché poi. No, lo dici tu, io dico, per conto mio è un amico. Se invece ci metto l'apostrofo è un amico. Lo stesso caso per chi mi dice mi trovo da dire e mi trovo da dire per la L. Ma scusa, esiste lo? Esiste lo? No? Quello è un altro, sì, sì, ok, perché la O sarebbero due vocali unite. E sì, quindi non esiste. Allora, io metto l'apostrofo nel momento in cui c'è una caduta di una vocale. Chi non c'è la no, mi dice no, quindi non va bene, e quindi non va bene. Io contro obiezione. Perché metti l'apostrofo
prima della L che l'articolo lo in genovese non esiste. Non esiste. Come non esiste uno, non esiste neanche lo. Sì. Quindi io dico che se nell'elenco degli articoli determinativi ci metto L apostrofo, negli articoli indeterminativi ci metterò N apostrofo. Per conto mio, perché è una questione fonetica. Io la vedo così. E come mia vedono in tanti, non è una cosa che mi sono inventato. No, però mi suona- Se ci fosse solo questo, io direi, sì, in effetti mi hanno tutti i torti, forse un tortolone. Però chi è che mi spiega, che mi dà una spiegazione? L apostrofo. E perché ho messo l'apostrofo? Perché era lo e è andato via la O. Ma lo non esiste. Esiste lo in genovese? No. No, non esiste il genovese, però obiettivamente se io poi mi richiamo all'italiano... No, tu non richiamarti Gli all'italiano. articoli sono. Tu richiamati al genovese, Se mi basta. richiamo, allora Allora, se tu apostrofi, metti l'apostrofo dopo una consonante, però che per me è una consonante. Io ho una consonante e ti segue una vocale. ma anche qui Tronco la N, la devo troncare, devo segnare che c'è l'apostrofo, no? Come il poi. Però poi lì io poi vado avanti, un erbo, un amico, quello che è. Cioè, graficamente mi piace di meno, sono sincera. Però sì, è ma ti ho una mia detto che è opinione, una grafia è una fonetica. grafia fonetica, ma di fatti io poi seguo direttamente. Quindi io uso una grafia, in questo caso, una grafia fonetica per aiutare chi legge. Ma allo stesso tempo trovo analogia tra la L apostrofo e con la mia N apostrofo, che non esistono tutte e due? Vabbè, non esistono. Però tu non mi trovi da dire, perché io ti trovo da dire per la L. Questo qua è una discussione aperta. È una discussione aperta. È una discussione aperta. Però- Io l'ho sempre scritta così e continuerò a scrivere così, perché foneticamente mi viene bene. Oh, se che quelli che scrivono income possono anche scrivere in apostrofo. Scrivono anche in can, Sì. sapendo che l'articolo Scrivono anche c'è così. il U, se si Chiamano legge. così perché è una grafia fonetica. Sì, ma quando la Sì, scrivi, però se la fonetica, cioè, però lo leggo in un modo, perché No, loro lo scrivono. è la nostra U che viene Contratta. pronunciata in un modo esatto, Sì, che sembra una I. però si scrive U. Però la scrivo U, E la leggo io, scrivo e la leggo, can, e la leggo poi io. la leggo in can. Ve ne dio un'altra. Se mi dico quante perse che ga in quell'erbo e ce n'è, ve lo dico in italiano, e ce n'è una, traducetemelo. una, Una? Perché non dici in? al femminile è una. Una, Abbiamo detto una che si dice inna. sì. Però di... Abbiamo detto una, Sì, sì, sì. una, Una. che si dice inna pegua, che poi Ah, diciamo più napegua. Però è innapegua, no? però E ce l'abbiamo quando detto risponde... una, che è tutt'altra cosa, perché la N è sospesa. E poi chi mi ha detto? Scrivo U perché lei mi ha detto U, francese, U. E allora, Perché non qual è questa segue- faccenda? Che chi scrive a modo, chi a natro e pronuncia... Perché non c'è un sostantivo vicino, no? Perché questo è l'articolo, questo qua è il Appunto, qua pronome. esatto, della risposta. Questo è l'articolo e questo è il pronome. Vedi, Sì. ma scusa, ma perché se lese diversamente? Ah, io non so, ecco la dico lì Consuetudini, le la regole. prassi. Cioè, quando è pronome si pronuncia Non U c'è... non e è- quando invece è articolo si pronuncia I. Esatto. È una regola. Dammene. Questa è la domanda. È una regola, Questa è la regola. non si devono discutere. Ma solo in questo caso, Ah, perché poi la U si pronuncia, abbiamo visto, U quando si dice U, oppure
si dice U e si scrive O, eccetera, eccetera, solo nei casi in cui si parla di articolo indeterminativo e di pronome, che ne una. Una donna mi ha detto che... Cioè, questo è articolo. Invece che ne una è pronome. Sì, sì. E in questo caso, una, due, tre, sarebbero, una è pronome, perché è un aggettivo numerale, però è anche un pronome se andiamo a vedere. Una, che ne è una, è un pronome. Una vuol dire una Peia. pesca, non so. Peia. Sì, sì. Peia nu. Hai detto peia? Hai detto Terza. peia. Peia. Allora, divagazione. Normalmente, i nomi dei frutti in senese non rispecchiano il genere del nome italiano. Se mi dico mela, in senese ulè una mela, Meglio. in mei, Meglio. ebbene sì. Una pesca in senese ulè in persegu. Una pera in senese ulè in pei. Come l'erbo. Come l'erbo. Se mi dico due mele, Due. in senese ulè due meie. Ecco. C'è Diventa il femminile. cambio di genere. Femminile plurale. Al singolare mantengono Meglio. il maschile, Peia. mentre invece al plurale diventano Femminili. femminili. E siamo un po' particolari. Allora, c'è quella famosa parola che non vorrei che fosse fraintesa, no? Un fico, che tanti dicono l'altra cosa sì. al femminile, Sì, che non ha niente a che vedere con... Sì, sì. Però si sbagliano, nel senso vogliono dire il frutto, ma Che bello. Fighe. un fico in senese sulla maschile gli altri diventa femminile, no. In figo, al plurale, le tre fighe fighe. Fighe secche. Ci sono anche le eccezioni, Sì, sì. Sì. e quindi cos'è che può essere? Ecco, è un meglio. Una sorbola, in sciorbo, no, una sciorba, in questo caso mantiene il femminile. Bisogna saperlo, conoscenza della lingua. Se poi dico in ameia, anche lì non è l'inferno. Io nell'inno di Pra, a un certo momento dico, e a Seia, quando su Saquean su Martin, quando l'una sea panameia, come Leopardi ha scritto il zappatore e io ho scritto Nameia, cioè licenza poetica, altrimenti non faceva rima qua sia. Ma avrei dovuto, per essere preciso, scrivere in mei. Però Ma non riesci a stare. deve fare rima con seia, Non se ne è accorto nessuno. anche perché lo sanno in pochi questa regola, non è che... idem per quando il maschile lo facciamo diventare però non esiste con la O, no? Come non esiste uno in senese. Anche questo con... E allora in questo caso in nase, perché la O la pronuncio io, in nase non è contemplato questa grafia qua, non è contemplata, è solo e basta. In nase, no, non in nase, come faccio a pronunciare in nase? Senza Così, nase. in ase, e dire in nase. Così è. Cioè, se io faccio confronto tra grafico e fonetico, c'è uno scontro. Per quello che dico, io scrivo così, consapevole di scrivere un qualcosa di fonetico. In questo caso qui, cioè solo nel caso degli articoli indeterminativi.
Inase. Per esempio. Sa perché mi viene Per esempio. mi viene sempre da fare l'esempio con questo povero quasi. Ma scusa, Dimmi. mi viene da dire dame nase, non dame i nase. No, allora, ci sono dei casi in cui dici ho visto in nase. Ho visto i nase. Non ti dico ho visto un nase. Ho visto in nase. In nase, cioè ti puoi dire nase come in nase, però ti dici anche in nase. Nel momento in cui io dico in Però ti nase, scrivi così. io la scrivo, per me la scrivo così. Tanti la scrivono così. Ah, ecco. Non è che Non è che senti. no, non è solo mio questa interpretazione. Però ci sono i puristi, no, che dicono non ti puoi scrivere perché non esiste un no. Non esiste. Stesso discorso. Quindi scriva L a posto Sì. non esiste. E allora? però ti scrivi. Vabbè, Va bene. facetelo sia. Ecco, qui per esempio che è i nomi, siamo arrivati al capitolo in cui i nomi cambiano di genere dal maschile al femminile o dal femminile al maschile. Per esempio, dal maschile italiano al femminile genovese, pagina 40. Siamo già qua. Ragazzi, siamo già a pagina 40, la grammatica alla... Siamo alla quinta lezione. Sì, siamo alla pagina 40, ma quello che esce... Alla 92 pagine, siamo solamente sai di dire, no, tutte le regole. vabbè, ma... Siamo quasi finiti. Assimilarle tutte ci vuole su tempo. Qui è un problema, abbiamo già quasi finito, oppure si è fermo. Ricominciamo. Sì. Ritarare. Allora, segretamente, dal maschile italiano al femminile genovese. Il ghiaccio a giassa, mi raccomando, non stene a di ugiassu quando si tratta del ghiaccio. Perché ugiassu? Cosa vuol dire ugiassu? Io sasso. Una piazza, una... Qualcosa da massapiente. È chiaro. Non lo so. Ugiassu è il lettino di foglie che i contadini mettono sotto gli animali. Raccoglie poi gli escrementi, eccetera, eccetera. Questo è uno ugiassu. Ma non è il ghiaccio. Il ghiaccio già. A giassa. Il cassetto a cantia. Il berretto, mi raccomando, non si, o l'ho perso un berretto, non mai. Berretto. No. Il diabete, in questo caso in genovese è a diabete, però va lasciare tanto non si usa. Invece non ha velo. Ma un diabete. È femminile. Il ventaglio ha bandetta come lo scrivo, c'è scritto lì. C'è scritto lì, Bandetta. Con la dieresi, perché È lungo lei. sarebbe bandetta, sarebbe no? Poi il pomodoro attumata, il salvadanaio a bisciuetta, e invece scrivo bisciuetta, metterò la dieresi sulla I. I pantaloni e braghe, il carciofo, l'ardiciocca. E qui apriamo una parentesi. Se abbiate già in vocabolario di quelli datati, non troverete mai ardiciocca, troverete sempre articciocca. Il buonanima di Vittorio Petrucci diceva che si dice articciocca perché deriva dal greco artitica e quindi di conseguenza si dice T e non D. Io mi sono sempre domandato, non ho mai sentito dire nessuna articciocca. Cioè, chi è che dice articciocca? No. Tutti articciocca? Sì. Articciocca. Articciocca, vabbè. Come la chi? Come scusa? Come è scritto qua? Sì, mica ho scritto articciocca. Sì. Però mi sono sempre domandato Sì. perché si dice comunemente articciocca quando tutti i vocabolari portano articciocca. Allora, casualmente, una sera eravamo qui, ti ricordi? Con Repetto, il rinnegato.
un genovese che era diventato musulmano. Per l'incontro con l'Islam. Con l'Islam, sì. Ti ricordi? E ci siamo visti perché dovevamo organizzare un incontro. Poi avevamo fatto un convegno. E questo era un rinnegato alla rovescio, cioè un genovese che diventò musulmano. Non è tu con i saraceni. E, parlando, non so come che siamo arrivati, che dico, ma scusa, ma ardiccioca, mica perché non è che dico ardiccioca, come fa allora? C'è, allora, innanzitutto la parola carciofo deriva dall'arabo arshuf, carciofo. Però arshuf è una derivazione di ardshuk. Ardshuk vuol dire, come fa? Guarda, il nome è poetico, parole sue. Vuol dire spina della terra. Carciofo, spina della terra. Quindi ardshuk vuol dire carciofo per una zona, ma non una zona come Sant'Edena, cioè della Magrebina, non lo so, una buona quindi, e poi è sempre, se andiamo a vedere, è l'origine di Arshuf anche, da cui poi è nato carciofo. Quindi, in poche parole, se noi consideriamo la parola derivata dall'arabo, allora è giusto scrivere ardicioca. Se la consideriamo derivata dal greco, allora scriviamo pure articcioca. In francese non è... Si scrive così. Francese, In francese non lo so. Sì. In inglese è artichoke. Francese è Qua T, in inglese. Però non deriva dall'inglese. Cioè l'inglese ha preso, non ha dato niente. Però ti sai Non ha dall'arabo più che... senso dall'arabo se vado così per... Come? Più attinenza Ma abbiamo Perché molto, cioè perché- se facciamo una percentuale delle nostre parole Dall'arabo che ne è. come derivazione, come genesi, diciamo che l'arabo è un 30%, poi le altre sono tutte 5, 7, 8, tanto per arrivare a 100. Qualcuna è nostra, però l'arabo ha contribuito parecchio, no? A comporre il nostro vocabolario. Termini mercantili. Sì, perché il genovese era un viaggiatore, un commerciante, esportava, importava anche parole, tante parole non costavano niente, e quindi quante ce ne sono parole. Quindi questa qua dell'ardicioca mi è piaciuta da male. Se andate a vedere, qui ho scritto tutto un trattato poi sull'ardicioca, Cioè a strada do Petrucci, a pagina 93. hanno 93, ho scritto tutta questa roba qua con il retro anche. 93. No, Siparietto? Dove sono? Carciufo. no, ho scritto fino qua praticamente. Sì. E c'è quello che vi ho detto adesso. No, carcio. Spina della terra, Tra le parole derivate dall'arabo, innanzitutto per arabo, anche perché sono così tante? Perché per Arabia si intende dal Marocco alla Turchia, quindi, mentre invece dal Portogallo una striscetta, no? Per dire. Una parola che non si è ancora capito bene quale sia la sua derivazione, ma c'è stato, ho visto perché l'ho visto su internet, un video, dove c'è uno che spiega, secondo lui, e lui dice che sembrerebbe effettivamente la versione più attendibile, quella dell'origine della parola massacrano. Allora, c'è addirittura, ce ne sono tante ipotesi, no? Una delle quali è che Gea a Savona fava un massacrano che si chiamava Mazzacano.
Cioè, Vabbè. Fa un po' ridere. vabbè, cosa vogliamo? Signor Massaccato. L'altra è che durante un'incursione la gente si è trovata mal partito e fortunatamente c'erano dei massacchini che stavano lavorando, tiravano una miagia e allora si sono improvvisati i difensori, no? Allora con masse, picchi, pa, eccetera, hanno contrastato questi. E la gente là che diceva ma sei che? E quindi gli altri sono diventati massacchi. Però per me la versione più attendibile e lo penso proprio è questa. Loro venivano qui, gli islamici. Allora, innanzitutto, Saraceni li consideriamo Saraceni fino all'anno 1000, dopodiché sono barbareschi. Quindi, va bene che siano Saraceni o barbareschi, non ne frega, sempre con la gente. Veniva da... Sì, dall'altra sponda. dipendeva dalla zona di provenienza. Ora non mi ricordo più se uno veniva dalla Turchia e l'altro dal Marocco o viceversa. Vabbè, poco importa. Dalla Tunisia, Algeria. Sì, vabbè, comunque, dipendeva dalla zona di provenienza. Allora, loro venivano qua per depredare, ma soprattutto per fare prigionieri, perché era molto remunerativo vendere uno schiavo sul mercato di Algeri. Quindi, però dallo stesso tempo loro stessi diventavano prigionieri quando scappavano e si racconta che nella zona di Staglieno ci fosse un campo di prigionia dove tenevano appunto quelli che noi avevamo fatto prigionieri. E siccome allora emo a bellinello, come si suol dire, non come ora, i prigionieri e favano ora. E quando c'era bisogno magari di manodopera, uno andava a prelevarla nel campo di prigionia. E si racconta che normalmente se uno aveva bisogno di personale che facesse poi il muratore, ma il manovale, è chiaro, uno andava là che diva, allora mi fermo. Tenete presente che loro, quando facevano le incursioni, le facevano al grido di "a morte i cani infedeli", che eravamo noi. I cani infedeli eravamo noi. A morte i cani, quindi loro erano quelli che ammazzavano i cani. Quindi loro erano i ammassacchi. Quindi quello lì con la nava a cercare, come diva, al capo al capò, che mica di massacchi. Io ve la lascio lì. Per me è molto attendibile. Poi non c'è nessuna firma e controfirma, però mi sembra abbastanza. Più storia è più così. Le altre sì, sono tutte diciamo hanno una certa veridicità, a parte quello là si chiamava Mazzaccato. ABC, volete escludere. Ma anche questa che avvistavano per primi navi che arrivavano, non è Masai Ken, può dare storia. Ma io la vedo molto più. Poi sai, non gli altri, non c'è nessuno che come